ispirata dalla volontà del popolo tedesco e dal genio militare del nostro Führer. Heil Hitler! Heil! Come sta, eh? Los! Voglio sapere chi è stato. Vogliamo sapere chi è stato. Maresciallo! Vieni qui. Vieni qui! Che è successo? Che è In successo? centro di ieri scorso in piazza. Sì. Qualcuno ha fatto un grosso rumore con la bocca. Ma no, Sì, rumore con la bocca. con la bocca! Ma che adesso in questo paese si sono messi a fare i rumori con la bocca? Non capite, non capite, maresciallo! È stata fatta una pernacchia! Con la bocca? Io non ho sentito niente. Avete sentito qualche cosa voi altri? No, maresciallo, niente! Dite la verità, avete sentito qualche cosa? giuro, maresciallo, Porca niente! miseria, voglio Non sapere! avete sentito niente! Nessuno ha sentito niente? Io l'ho sentito bene! Senza die Schöne müssen gefunden werden! Capito? Come faccio a capire il tedesco, signor Il tenente? tenente Ketro dice che se non si trova il colpevole metterà il paese a ferro e fuoco! Un momento, signor tenente, calma, abbia pazienza. Adesso apriremo un'inchiesta, faremo delle indagini. Ci sono qua io, sono maresciallo. Adesso no, che maresciallo sono? Dunque, bisognerebbe stabilire i connotati di queste pernacchie. Come si fa? Sa, ci sono delle pernacchie acute, roboante, lunghe, corte, medie. Sa, perché ci sono anche le medie alle volte. Adesso vediamo un po'. Lei Basilio, vieni qua subito. Fai una pernacchia al tenente. Come mi permettete? Come si vede? Per stabilire i connotati della pernacchia, no? Come si fa? Vediamo un modello. Avanti, fai una pernacchia. Ma sa come questo non osa, si vergogna, ha paura, ecco. Lo autorizzi, scusa. Autorizzo. Avanti, autorizzato. Su, fai la pernacchia. Così? No. Per forza, ha ragione. Che è una pernacchia questa? Questa è una fedecchia. Più forte, su. Bisognerebbe... A che punto gliel'hanno fatta, scusi? Al centro del discorso. Vorrebbe ripetere per così si crea l'atmosfera? Senz'altro! Dai. Assicurata del volontà del popolo tedesco e dal genio militare del nostro Führer. Dai. Così? No. Porca miseria, è una cosa difficile, sa. È una cosa difficile. Postino, vieni avanti. Fai una pernacchia al tenente. Ma io non so... Non cominciamo a fare i sabotatori! Non sabotiamo! Per Bacco se non ne schiaffa qualcuno dentro! Va bene. Ecco, ripete le parole, scusi. Al genio militare Sì. del nostro Führer. Così? No! Nemmeno così? Signor Tenente, lo ricordo benissimo! La faccio io! Lei no! Senz'altro! Senz'altro, un momento, signor tenente, ascolti, guardi un po' se su giù assomiglia a questa. Signor tenente? Sì! Siamo a cavallo. Ecco così! Siamo a cavallo. Individuata la pernacchia, troveremo il colpevole. Basilio, siedi, scrivi, a verbale. Oggi, davanti a noi, maresciallo maggiore dei Re CC, si è presentato il tenente Kessler, il quale, di sua bocca, dichiara